Buongiorno Marzia. Ah, buongiorno Stefano, era ora? No, sì, era ora. Ho trovato questo sulla soglia della porta. Sì, guarda, ne ho uno anch'io, sei contento? Come mai? Dove mi porti? Oggi c'è da fare, c'è da pedalare. Partiamo subito lungo il Mincio e si arriva, la nostra prima tappa sarà proprio Castellaro Lagusello. Ah, bellissimo. In Italia. Conosci? Certo, ma ci torno volentierissimo. Poi? Sì, poi continuiamo sempre in sella e arriviamo tra le colline moreniche fino a San Martino della Battaglia. Non dirmi che dobbiamo salire anche lì. Un'altra torre da scalare. Ma sì. E una volta che siamo tra le colline del Lugana, immancabile è una cantina. Certo, Vedremo fatto 30. 31, anche il 32 farai. Ma per il viaggio ci si può idratare o dobbiamo arrivare direttamente a Lugana? Beh, no, prima del Lugana diciamo che possiamo portare con noi dell'acqua. Ah, in brick, così? Che bello. Sì, adesso c'è questa possibilità e al posto della plastica sostituiamo con un brick d'acqua. Tra poco partiamo. Tra poco. Colazione importante. Oh. Direi. E questo è uno dei punti più belli del percorso che abbiamo cominciato qualche chilometro fa. Dove siamo, Federico, qui? Qui siamo a Castellaro Lagusello, è più o meno a metà del percorso che stiamo facendo oggi, che ti condurrà poi alla cantina Capuzza. Allora, natura, ambiente, territorio, buon vino, a cui arriveremo tra poco, sinceramente non vedo l'ora. Quanto sta crescendo questo modo di vivere il territorio con la bicicletta? Questo è un turismo che è esploso in questi ultimi anni ed è una cosa che francamente ci ha anche stupito perché ci sono dei numeri che in crescita pazzeschi e una cultura della ciclabilità che sta entrando nella mente delle persone nel vivere, nel conoscere il territorio e il paesaggio. A volte mi sono chiesto anche il perché di questa cosa e credo che uno dei motivi sia quello di in qualche modo ritrovare un po' di equilibrio. La bici, se ci pensi, è un mezzo per stare in equilibrio. Con questa freneticità, con questa corsa che la società ci impone, le persone hanno bisogno di rallentare un po'. La bicicletta, che è un mezzo così antico ma oggi è diventato modernissimo perché va a risolvere problemi legati alla mobilità anche nelle grandi città, sta diventando un veicolo utile per ritrovare quell'equilibrio che un po' stiamo perdendo e un po' anche riscoprire il territorio che tende quasi a smarrirsi. E adesso andiamo in centro a Castellaro perché ci aspetta una chicca. Andiamo? Andiamo. Avanti. Dopo 12 km siamo arrivati a Castellaro Lagusello, questo bellissimo borgo medievale, definito anche il borgo degli innamorati. Non solo per l'alea, per l'amenità che lo caratterizza, questo borgo che è rimasto praticamente inalterato nel tempo, ma anche per la forma del laghetto, curiosamente a forma di cuore. E questo ha contribuito ad accrescere la leggenda che questo è un borgo dell'amore. Sta di fatto che questo è un posto meraviglioso. E una bella pedalata e una bella scalinata ci stanno portato a ridosso del cielo e non a caso qui ci sono le campane. Bella fatica però, Marzia. Una bella scarpinata, però ne vale assolutamente la pena. Da qui si riesce a godere di un panorama meraviglioso sulle colline e da qui è tutto diverso. È una meta che proponete spesso questa? Assolutamente, essendo raggiungibile in modo facile attraverso la ciclabile del Mincio si arriva tranquillamente, praticamente per tutti, è tutta in piano, anche con i bimbi si riesce a fare benissimo e poi arrivare qui e scoprire insieme questo borgo è sempre una delle mete per i nostri ospiti.
Vale la pena sia per la bellezza di questo paesino, sia per la scalinata che ci porta fin qua sopra. La ripidità è questa, sono tutte scale in legno, ma si può accedere totalmente in sicurezza, state tranquilli. Hanno voluto proprio anche mantenere quelle che erano le scale più antiche, quindi sono state recuperate e si riesce ad arrivare in piena sicurezza, però mantenendo anche la storia. Prossima tappa, Marzia? San Martino della Battaglia. Che lì non c'è da arrampicarsi. Vedremo, l'importante è arrivare ben riscaldati. Partiamo? Andiamo. Diamo il gong, aspetta, vai! Ci teneva tanto a farlo e glielo ho fatto fare. Giada, ma quanto c'è da camminare ancora? Dai Stefano, non ti lamentare, che è agevole, guarda, non c'è neanche un gradino, salita facile facile. Perché mi suppio e ti no? Perché ho fatto fiato prima di partire, vedi? Mi levo sempre con le gambe sotto la tavola. Dopo 22 km fatti partendo dal borgo della stazione, dopo aver visto Castellaro Lagusello e aver fatto questa bella salita, siamo arrivati sulla torre di San Martino della Battaglia, una torre che ricorda la storica battaglia, l'epica battaglia del 24 giugno 1859, quando qui sotto, in tutto questo circondario, si scontrarono le truppe di Vittorio Emanuele II, quindi i piemontesi, contro gli austriaci capitanati dal generale von Benedek. Fu un eccidio, un massacro con migliaia di morti che coloravano tutto questo terreno. Ma non lo dico io, lo dice la nonna, vero? Lo dice la nonna della nonna, in realtà. Perché in realtà si narra, tra un po' leggenda, ma sicuramente anche verità, che questi terreni, questi luoghi che sono fatti di una terra appunto gialla, quella dell'argilla, dopo la guerra avesse cambiato colore, era diventata rossa per il sangue di tutte le persone che erano morte, qua migliaia e migliaia. In realtà poi sono ricordi che io mi porto anche da bambino, perché questa zona la conosco bene perché mia nonna era di San Martino e passavo le mie giornate scorribande nei boschetti quasi col pensiero o la preoccupazione di trovare, che ne so, un cadavere della guerra. Insomma. In realtà dopo queste scorribande scopro a riguardarle indietro che oggi sto facendo più o meno quello che mi piaceva già allora, cioè andare in giro e capire magari anche da questi racconti quello che magari dietro c'è anche di vero nel colore della terra. Ma del resto andare a conoscere la memoria di un territorio significa capirne appieno la cultura, e questo è un monumento particolare perché è evocativo ma accessibile, perché per salire qui sopra non ci sono scalinate. C'è un camminamento continuo, facilissimo, anche se ovviamente c'è la rapidità da fare, e quando arrivi qui sopra godi di un panorama straordinario. E pensare che questa bellezza un tempo fu sfregiata da sangue fa un po' riflettere. Fede, va ben fare i grandoni, ma te me la conti mia giusta? Perché qua c'è scritto Castellaro Lagusello, chilometri 7, no 22. Io infatti 22 in bicicletta, 7 bisogna che tu te mette le ale, te li fai in linea d'aria, allora te ne fai 7, se te vuoi farli in bicicletta te ne fai 22, e quindi ti ho detto la verità. Mi hai fatto fare il giro largo, insomma. Ti ho fatto fare un po' di gamba! Fare accoglienza per una cantina come la nostra perlomeno significa aprirsi con grande spontaneità e naturalezza a chi decide di visitare questi posti.
A volte si ha il senso che le cantine siano cresciute veramente tanto, forse anche troppo, al punto da creare quasi un distacco con chi va a visitarli, sembra di entrare in vere e proprie cattedrali. No, per noi è molto importante invece mantenere quell'aspetto agricolo da cui nasce il vino. Io credo che alla base di tutto alla fine ci sia la terra, anzi alla fine e all'inizio ci sia la terra, e questo sia un contatto che deve essere percepito, perlomeno a noi interessa moltissimo partendo da quello che è la cura nei confronti dell'ambiente nel quale ci troviamo. È un territorio che rispetta ancora le sue origini, vero? C'è una grande biodiversità. Sì, decisamente, e sulla biodiversità abbiamo lavorato davvero molto. In Selva Capuzza puoi trovare una quantità di boschi, di prati, di piante autoctone davvero molto importante. E alla base però c'è stata una scelta molto importante dal punto di vista enologico, che è stata quella di concentrare tutto il nostro lavoro soltanto sui vitigni autoctoni o tipici della zona. La Turbiana, dalla quale nasce il Lugana, il Tucchi, da cui nasce il San Martino della Battaglia, e poi il Groppello, Mazzemino, Sangiovese e Barbera, da cui nascono i vini rossi e i vini rosati. Comporta un costo sostenere questi autoctoni e rinunciare agli internazionali che magari sono più convenienti da un punto di vista economico? Direi che il costo è in termini di tempo e di impegno. È sicuramente molto più impegnativo raccontare e spiegare a delle persone che non conoscono questi vitigni il motivo che li rende interessanti, quindi sotto questo punto di vista sicuramente è impegnativo, ma è anche altrettanto di gratificazione, perché riuscire a promuovere i nostri prodotti locali sicuramente ci fa sentire molto più coinvolti in quello che è il luogo rispetto che non a raccontare dei vitigni che sicuramente tutti conoscono, ma che ti mettono in una posizione di confronto internazionale che non ci interessa. Io credo che un aspetto fondamentale dell'identità dei nostri prodotti non sia soltanto il vitigno stesso, ma la combinazione tra il vitigno che nasce in questo luogo e il luogo, quindi il terreno e il microclima nel quale si è sviluppato durante tutti gli anni della sua evoluzione. E questa è la squadra con la quale oggi abbiamo fatto 22 km in assoluta scioltezza. Un giro importante che però vale la pena vivere, non soltanto per la bellezza ma anche per i valori che si possono respirare pedalando con questo turismo slow. Alla fine un bel brindisi ce lo meritiamo, vero? Ecco, non fidatevi sempre di tutti, perché io per esempio non ho il vino, vedete, Ciao ragazzi, venite da queste parti, South Cycling Tour, Cascina Capuzza e tutto il resto. Me lo dasi però un po' di vino dopo, vero? Certo. Ma che faccia che gatti? Vai.